Euroregione.news. Ti racconto il terremoto si intitola l'iniziativa lanciata dal Messaggero Veneto, Despar Nord e le scuole per costruire una memoria condivisa con le nuove generazioni che per questo sono state chiamate a raccogliere testimonianze. Ed è così che sono scesi in campo allievi ed allieve delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi di Gemona del Friuli e di Trasaghis, che hanno tradotto in racconti le storie di nonni e nonne che il sisma lo hanno vissuto. Racconti che si potranno leggere sulle pagine sul sito del Messaggero Veneto. L'iniziativa è stata presentata nella sala consigliare del comune di Gemona, introdotta dalle parole di Tiziana Pituelli, responsabile marketing e comunicazione di Despar Nord, Friuli Venezia Giulia. E devo dire che i ragazzi hanno intervistato a casa i nonni, gli zii, i parenti e hanno creato degli elaborati, sono ormai alcune decine quelli che ci sono stati consegnati e sono elaborati che raccontano di quel momento, raccontano le storie, le emozioni vissute in famiglia dai loro familiari e sono sicuramente delle storie e delle memorie da conservare per perpetuare una memoria che non sia una memoria retorica come appunto sottolineava lei prima, ma una memoria viva di una generazione che sa dove ha le radici e sa qual è la sua identità. L'iniziativa valorizza il racconto diretto di una ferita profonda, rimarginata dalla resilienza, dalla capacità di reazione dei friulani e dal tempo, che però può anche diventare invisibile a chi non l'ha subita o affievolita dalla retorica del ricordo. È proprio il senso di tutte queste iniziative, celebrazioni che abbiamo voluto per il 50° del terremoto del Friuli. Un 50° che deve vedere protagonisti i giovani, che non dimentica i morti, che non dimentica la solidarietà ricevuta e che mette a frutto anche tutte le importanti innovazioni che grazie alla tragedia che abbiamo vissuto sono state rese possibili. Penso prima su tutto alla grande capacità di costituire qui la protezione civile, ma anche del grande ruolo dei sindaci e del decentramento amministrativo. Questo è un lavoro che rischiava di rimanere un po' fermo e dimenticato e invece con tutto il grande impegno di istituzioni, partner privati come oggi qui e scuole riusciamo a far rivivere, far conoscere e tramandare. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni promuovendo una scrittura consapevole, educando alla conoscenza e alla memoria storica. I giovani studenti e studentesse, elaborando dei racconti profondi basati su testimonianze ancora possibili, hanno anche rafforzato il dialogo tra generazioni. Sì, certamente, il progetto è nato appunto per questo, per alimentare il ricordo, ma non soltanto questo, è nato un po' per trasmettere come si reagisce a una crisi, un modello positivo di reazione a una crisi. Probabilmente un terremoto come c'è stato nel 76 non ci sarà più, ma ci saranno altre crisi per questi ragazzi, quindi è importante che loro sappiano cosa è successo, come le persone hanno reagito e quali sono state le parti positive e le parti negative. Chiaramente la crisi è stata durissima sicuramente, però nelle interviste che loro hanno fatto ai loro nonni hanno evidenziato sempre come invece la rinascita è stata molto interessante, la vita nelle tendopoli e la ricostruzione. Sicuramente questa è la parte positiva che dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi, alle nuove generazioni. A credere nel progetto, sostenendolo economicamente, il gruppo Despar Nord, presente capillarmente nel territorio friulano, motivo sufficiente per contribuire a rafforzare l'identità attraverso iniziative che uniscono educazione e memoria, coinvolgendo i giovani nella ricerca delle proprie radici. Noi siamo presenti in Friuli da oltre 65 anni, nel 76 naturalmente c'eravamo, c'erano nostri collaboratori, c'erano imprenditori, ricordava l'assessore Zilli, la famiglia Marchetti, io ricordo anche la famiglia Forte di Buia, famiglie che hanno appena successo hanno aperto le porte dei punti vendita e hanno messo a disposizione di chi ne aveva bisogno i generi alimentari, no? Perché dovevano continuare a vivere e a capire come ripartire. Tutto questo abbiamo chiesto ai ragazzi di farselo raccontare, perché i ragazzi delle prime e seconde medie naturalmente non c'erano, ma molti anche genitori di questi ragazzi non c'erano, e quindi si sono fatti raccontare le storie
di quel momento dai nonni o da chi c'era, e ne sono venuti fuori degli elaborati bellissimi, molto profondi, e l'obiettivo è proprio quello di condividere una storia, di avere delle nuove generazioni che ricordano quello che le generazioni precedenti sono stati capaci di fare. Con questa iniziativa portiamo i giovani ad essere parte attiva di una storia che parla di solidarietà, impegno e ricostruzione, rendendoli protagonisti della memoria collettiva, recuperando così terreno sui rischi che il trascorrere del tempo smorzi l'intensità del ricordo. L'importanza di azioni che siano in grado di coinvolgere le nuove generazioni. Sì, la frenesia dei giorni d'oggi ci porta forse a dimenticare che spesso, se ricordiamo al Covid, che sembra così lontano, quella è un'esperienza che è venuta solo pochi anni fa, e molto spesso il tempo corre via proprio perché siamo praticamente impegnati e ci siamo già dimenticati di quell'esperienza. Figuriamoci quello che è accaduto 50 anni fa, cosa può rappresentare per le nuove generazioni che non hanno conosciuto ovviamente la distruzione, non hanno conosciuto le vittime di allora, non hanno conosciuto quella che è stata anche la straordinaria ricostruzione successiva, perché in pochi anni tutto si è completato e abbiamo potuto beneficiare al giorno d'oggi di una città, nel nostro caso di Gemona, di un Friuli completamente ricostruito e sviluppato, forse meglio di quello che si poteva pensare negli anni antecedenti al 76.